Buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio delle pillole di innovazione digitale, i mini video realizzati da Confagricoltura Padova nell'ambito del progetto Sportello.impresa digitale realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova. Questi video sono a disposizione delle imprese per avvicinarli al mondo della digitalizzazione dei loro processi. In particolare, questo video è dedicato alla blockchain, al servizio del settore agroalimentare e della sicurezza alimentare. Come detto nell'introduzione, oggi parleremo di blockchain. Affronteremo l'argomento però non tanto dal punto di vista tecnico, quindi partendo ad esempio dai Bitcoin e dalla tecnologia che sta dietro al blockchain, quanto dal punto di vista operativo e di come questa possa essere uno strumento a disposizione delle imprese del settore agroalimentare. Ovvio, dobbiamo dare una prima definizione di blockchain. La blockchain è un registro digitale in cui le voci sono divise in blocchi, da qui appunto block. Sono concatenati in ordine cronologico. Questi blocchi hanno un'integrità che è garantita dall'uso della crittografia. Quindi i blocchi sono crittografati, cioè integri, ma anche immutabili nel tempo, in quanto il loro contenuto non può essere sovrascritto né eliminato. Quindi è sostanzialmente un contenuto invulnerabile. La tecnologia blockchain è una tecnologia che fa parte della più ampia categoria delle distributed ledger, ovvero quelle tecnologie che si basano su un registro distributivo che può essere letto e modificato da più nodi che fanno parte di una rete. Un nodo può far parte di diverse reti. Non è richiesto che i nodi coinvolti in una rete conoscano, l'altra parte della rete, quindi l'altro nodo della rete, o che si fidino l'uno dell'altro, perché appunto la tecnologia a essere di per sé invulnerabile, quindi ad avere in sé il concetto di fiducia. Se pensiamo a una qualunque rete commerciale, la immaginiamo come una serie di punti, ovvero di nodi, quelli che nella tecnologia blockchain sono chiamati nodi. Una rete commerciale infatti non è altro che uno scambio di beni e servizi tra aziende, quindi tra i nodi di una rete. Per l'esistenza di una rete commerciale è necessario che si abbiano dei requisiti commerciali, quindi che sia una confidenza, un tracciamento e un'autorizzazione all'utilizzo dei dati da parte dei singoli nodi della rete. Ogni rete inoltre avrà necessità, di avere alcuni dati, gestire alcuni dati in maniera privata, oppure di rendere più aperto l'accesso ad altri dati per motivo di analisi o di competitività. Come detto prima, ogni nodo della rete, quindi ogni azienda, può far parte di diverse reti commerciali che hanno al loro interno anche diverse regole, diversi mercati e quindi le proprie regolamentazioni e le proprie criticità. I beni scambiati all'interno di questi nodi della rete commerciale nella tecnologia blockchain sono chiamati asset. Asset si intende quindi un bene o un servizio scambiato all'interno della rete commerciale, quindi del nodo. Gli asset possono essere tangibili, quindi dei beni, dei prodotti a tutti gli effetti, ma anche intangibili. Così come sistemi monetari di scambio tra i diversi nodi della rete possono essere anch'essi tangibili o intangibili, quindi possono essere scambi monetari oppure scambi di denaro in maniera digitale. Cosa succede per il momento in una qualsiasi rete commerciale? Ogni partecipante a questa rete deve trattare e registrare tutte le transazioni che effettua per diversi motivi legali, ma anche per semplicemente analisi di business o analisi di mercato. Ci sono poi gli organi di controllo esterni che devono avere accesso a questi dati per motivi di controllo appunto e di regolamentazione.
dati vengono registrati da ciascun nodo della rete una volta erano registrati in maniera, diciamo, analogica. Adesso invece con le moderne tecnologie sono delle volte registrati in maniera automatica o comunque in maniera digitale. Il meccanismo però non è efficiente perché la stessa informazione viene registrata tante volte quanti sono i nodi della nostra rete commerciale. Inoltre, ogni azienda, quindi ogni nodo, si deve occupare di aggiornare, verificare e proteggere i propri dati. Quindi questo network, business network senza blockchain, come già appunto prima, da una parte inefficiente perché ogni partecipante ha diciamo, la responsabilità di aggiornare e proteggere i dati, ma è anche dispendioso perché la corrispondenza dei dati, la verifica della corrispondenza dei dati nei diversi registri continua appunto a richiedere molto tempo e anche costi elevati. Inoltre è un sistema vulnerabile perché le registrazioni sono talmente tante, fatte da talmente tanti soggetti, che possono essere soggette a potenziali errori, ma anche a contraffazioni e attacchi, che sono in questo caso molto difficili da identificare e da limitare. Cosa succede con la tecnologia blockchain? Cosa succede? Cioè, se noi introduciamo i concetti di blockchain in questo contesto di network. Innanzitutto l'architettura, diciamo, distribuita di blockchain permette di mettere in contatto tutti i partecipanti della rete del network in modo diretto, senza intermediari. Ogni nodo della rete ha un database contenente esattamente una copia aggiornata degli stessi dati che sono a disposizione dell'altro nodo della rete in maniera continuamente sincronizzata e automatica. Quindi la tecnologia viene distribuita su un network di partecipanti tali che come dire, non è necessaria una seconda registrazione da parte dell'altro nodo perché appunto la sincronizzazione avviene continuamente e in maniera automatica. Inoltre l'uso della crittografia, quindi, e dei permessi di accesso garantisce non solo che questi dati siano continuamente aggiornati, ma anche che l'accesso a questi dati sia limitato solo a determinati soggetti, oppure vengano creati dei canali di comunicazione esclusivi appunto tra aziende appartenenti alla stessa rete. Quindi viene regolamentato in maniera trasparente e automatico dalle regole che la stessa rete si dà e dal consenso che viene creato tra i vari nodi e i vari partecipanti. La verifica quindi avviene in maniera immediata e viene garantita l'attendibilità anche delle transazioni. Tutto ciò quindi abbiamo detto avviene in maniera automatica e trasparente tramite quello che viene chiamato registro condiviso. Questo è il primo concetto base che vogliamo introdurre in merito alla blockchain. L'altro concetto base sarà quello dello smart contract. Partiamo con ordine, però parliamo prima del registro condiviso o del database. Grazie a questo registro condiviso, i dati delle transazioni vengono gestite in maniera automatica. I dati quindi vengono prima salvati in blocchi concatenati e persistenti, poi vengono sincronizzati fra tutti i nodi della rete. In questo modo tutti i nodi della rete, quindi tutte le aziende, potranno in ogni momento facilmente consultarli e verificarli. Il secondo concetto è quello dello smart contract. Gli smart contract altro non sono che dei veri e propri contratti che vengono utilizzati per automatizzare le transazioni all'interno della rete sulla base di condizioni che vengono accordate in precedenza. Possiamo pensare quindi allo smart contract come un contratto tra aziende o come un regolamento per usufruire di determinati servizi. Quindi lo smart contract può, come dire, definire transazioni semplici, qui abbiamo fatto l'esempio del download di un contenuto musicale a pagamento, ma anche transazioni più complesse in cui possono essere coinvolte più aziende, quindi più nodi. Una volta quindi stabilita qual è la logica di base del contratto, dello smart contract,
così come qualunque altra transazione, viene verificato se è salvato nel blockchain e quindi sincronizzato con tutti i partecipanti in maniera pubblica o privata a seconda appunto dei requisiti. A questo punto, una volta che il contratto, le cui regole appunto, ricordiamolo, vengono date dagli stessi nodi della rete, una volta che è stato verificato, può essere eseguito da tutti gli altri partecipanti e le transazioni e le logiche sono invocate in maniera automatica dalla tecnologia blockchain. Ovviamente la grande differenza tra un contratto analogico e lo smart contract è appunto che lo smart contract è completamente digitale. Non solo però, ma anche che questo è programmabile ed eseguibile ogni volta che si verifica una data condizione. Quindi uno smart contract può diventare di fatto istantaneo quando gli asset sono definiti e quindi velocizza di molto le transazioni tra i vari operatori. Innanzitutto, adesso applicata alla filiera, vediamo appunto come la tecnologia blockchain può essere applicata alla filiera agroalimentare. Intanto comincio col dire che la tecnologia blockchain è stata riconosciuta dalla FAO, oltre che da numerosi studi scientifici, come una soluzione efficace non solo per, così come per qualunque altra rete commerciale, per rendere più efficiente il sistema commerciale, la rete commerciale stessa, ma nel caso dell'agroalimentare anche per garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle filiere agroalimentari. In una filiera agroalimentare, quindi abbiamo, come dire, proposta una di esempio che parte appunto dal contadino, arriva appunto ai depositi per poi andare appunto ai servizi delivery, ai canali distributivi, al consumatore finale e anche ovviamente all'accesso alla blockchain deve essere garantito anche agli enti regolatori. La trasparenza offerta dal sistema di blockchain permette di rafforzare la fiducia tra tutti questi operatori della filiera. Inoltre, la condivisione delle informazioni tra i vari stakeholder migliora la qualità della collaborazione, aiutando anche a identificare e a ridurre le eventuali aree di inefficienza che spesso appunto sono legate a una mancanza di mediazione tra, per esempio, la fase agricola e la fase di trasformazione o la fase di informazione al prodotto, al consumatore finale. Il rischio quindi viene grandemente ridotto. Qui abbiamo fatto un esempio dell'applicazione della tecnologia blockchain alla filiera agroalimentare, quindi alla tracciabilità degli alimenti. Pensiamo per esempio, ecco, a cosa succede da quando il seme arriva alla terra fino alla produzione, poi alla vendita di un prodotto agricolo. Innanzitutto avremo il produttore delle sementi che è uno dei nodi della rete e inserisce il proprio blocco di informazioni e quindi lo vedete qui rappresentato, il primo blocco. La tecnologia digitale utilizzata, per esempio, può essere un codice a barre. A quel punto arriva il produttore, l'agricoltore, che informato di quello che avviene nel primo blocco fa delle lavorazioni, le registra all'interno della rete blockchain e inserisce un secondo blocco. Via via appunto passando per il trasformatore e il distributore, si arriva poi all'ultima fase che è quella appunto del venditore. Quando il consumatore, tramite, qui si ipotizza appunto la tecnologia QR code, ottiene il prodotto finale, accede a tutte le informazioni relative a quel prodotto sincronizzate in automatico, che sono state prodotte dall'intera filiera. Cosa permette? Permette di gestire anche il rischio di errori all'interno appunto dell'intera filiera, ma soprattutto può essere utilizzato anche come un efficiente strumento di marketing per far conoscere al consumatore tutti i vari processi a cui è stato sottoposto quel prodotto prima di arrivare appunto sullo scaffale di un supermercato o sul banco di un mercato. Qui vi proponiamo alcune, non tutte,
alcuni sistemi, alcune start-up, alcune piattaforme italiane, la maggior parte appunto sono italiane, che hanno sviluppato sistemi di blockchain per il settore agroalimentare. Sono appunto start-up o imprese un po' più strutturate. Qui trovate il nome, quindi qui ne abbiamo per esempio alcuni legate al settore vitivinicolo, altre invece abbracciano un più ampio raggio di prodotti agricoli. L'invito è quello di andare a vedere ciascuna di queste, tipo Foodchain, o ce ne sono appunto tante altre, andarle a vedere per conoscere appunto come funzionano e se eventualmente questa tecnologia può essere applicabile anche alla propria rete commerciale. Vi proponiamo qui un esempio di tecnologia blockchain stata implementata nel settore agroalimentare. Nello specifico si tratta di un progetto che si chiama eAgri Tracking Overview, è stato pensato per il settore della produzione dell'olio d'oliva. Cosa succede? Vengono applicate alle aziende insomma, che hanno partecipato a questo progetto, sono state applicate in ciascun albero che rappresenta poi l'appezzamento di terreno, un bollino che contiene una tecnologia NFC, si tratta di un tag, sono questi che sono riprodotti qui in basso. Ogni volta che l'agricoltore effettua una lavorazione su quell'appezzamento, lì dove è posto il tag, che come vedete appunto è attaccato all'albero, cosa succede? Registra ciò che svolge all'interno appunto di quell'appezzamento di terreno tramite un'app. Entra nell'app, scansiona il codice NFC e registra la sua operazione. L'operazione può essere tutta, qualsiasi operazione, quindi la potatura piuttosto che appunto la trasformazione, la molitura, il confezionamento, eccetera, eccetera. Quello che fanno gli agricoltori lo fanno tutti gli altri operatori della filiera, che sanno in tempo reale quello che sta accadendo in quell'appezzamento di terreno. Queste informazioni, che sono appunto blocchi di informazioni, sono accessibili da, come dire, una serie di dispositivi, ma cosa permettono poi al cliente finale? Permettono al cliente finale di conoscere esattamente tutti i passaggi che sono stati fatti dal campo alla tavola, quindi a tutti gli effetti, per produrre quel determinato prodotto, in questo caso l'olio d'oliva. Inoltre permette di stipulare tra i vari nodi, quindi tra i vari partecipanti alla rete, legami di fiducia, perché appunto le regole, ricordiamolo, sono date dalla rete stessa e quindi l'operazione registrata permette, come dire, a tutti gli altri operatori di sapere esattamente cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto per produrre quell'alimento. Questo progetto appunto è uno dei tanti progetti che ci sono in essere per l'applicazione della tecnologia blockchain al sistema agroalimentare. L'invito è quello di scoprire questa tecnologia, di pian piano addentrarsi, conoscere quali sono le proposte anche del territorio per l'applicazione della tecnologia blockchain alla propria specifica filiera produttiva. Noi come Confagricoltura Padova, Sportello, Punto Impresa Digitale, siamo a disposizione delle aziende per conoscere queste tecnologie, ma anche per offrire una consulenza specifica. Vi invitiamo quindi a contattarci ai recapiti che trovate alla fine di questo video per avere tutte le informazioni necessarie. Grazie.